Palazzetto dello Sport di Castelfranco Veneto, domenica 19 maggio 2013. La FIPAV Veneto, in collaborazione con la FIPAV di Treviso e la società di casa della pallavolo Giorgione, organizza le finali dei campionati regionali Under 15 maschile e Under 16 femminile. La sfida dei maschi vede di fronte Volley Treviso e Auxilium Volley Schio. I trevigiani, che di fatto giocano in casa, sono una corazzata che domina la categoria da 5 anni consecutivi e nonostante l'addio al marchio Sisley, anche in questa stagione si presentano all'appuntamento da super favoriti. Dall'altra parte i vicentini sono arrivati un po' a sorpresa a questa finale, conquistando anche un insperato accesso alle finali nazionali, in programma a Catania dal 30 maggio al 2 giugno. La squadra del tecnico Remigio Grotto è comunque intenzionata a battersi al meglio delle proprie possibilità. È proprio Schio a cominciare con il piede sull'acceleratore e a portarsi subito sul 3-1. Ma è un vantaggio illusorio e infatti la risposta di Treviso non si fa attendere. È soprattutto in battuta che la squadra di Renosto fa malissimo agli avversari e sul 5-11 il tecnico dei gialloblu deve già chiamare un time-out d'emergenza. Con Carfora, ben innescato da Martinez, lo scarto si allunga. Il muro di Schio prova a riportare le cose in equilibrio, ma ormai è tardi e sul 24-15 l'errore del capitano Chiappin chiude il primo set a favore dei trevigiani. Al rientro in campo Giunchetti mette subito alla prova la difesa ospite e trascina avanti i suoi. Le forzature in battuta però sono un'arma a doppio taglio e così la Volley prova a rifarsi sotto, trovando il pareggio sul 9-9 con il muro di Chiappin. Ma è proprio dalla linea dei 9 metri che Sperotto spacca in due la partita. Sono addirittura 5 ace di fila a permettere ai suoi di volare via. A completare il lavoro ci pensa ancora Giunchetti, alla fine premiato come MVP del match. E così anche il secondo set, con identico parziale del primo, prende la strada di Treviso. All'inizio del terzo set il destino della gara pare già segnato. Schio ha una reazione d'orgoglio e fino al 9-11 rimane a contatto. Ma Martinez e compagni sono più forti e con un break di 9-1 prendono nuovamente il largo. È proprio il capitano a firmare il 25-12 che vale il titolo regionale al Volley Treviso. Allora
Allora coach, vittoria netta, meritata, oggi non ci sono dubbi su questo? Netta dal secondo parziale. Sul primo c'è stato dei momenti di buon equilibrio, poi è stato rotto con delle buone serie in battuta, e qui secondo me anche nel pre-gara, nell'attesa, nell'organizzazione della settimana ci eravamo detti che la chiave di volta era la battuta e tenere la ricezione, che sicuramente loro avrebbero forzato la battuta. In parte è stato poi non creando un grande quantitativo di ace. È chiaro che anche da un punto di vista psicologico si affievolisce, e diciamo che poi c'è stato questo divario, ma inizialmente non era così. Avete coronato quella che finora è stata una stagione fino a livello regionale da incorniciare davvero. Sì, da un punto di vista dei risultati riteniamo che però per quanto riguarda la crescita di questi ragazzi ci siano ancora dei grandi margini di miglioramento, e siamo tutti quanti bramosi di attendere quei 10 giorni che ci portano a volare in Sicilia, con l'idea di far bene. È chiaro che le incognite lì saranno molte, conosciamo per tornei fatti alcune squadre di spessore anche fisico nettamente superiore a noi. Stiamo cercando da un punto di vista tecnico e di gioco organizzativo, dell'organizzazione tattica, di sopperire a questi deficit. Finora in regione è andata bene e lì speriamo che ci dia i frutti di questo lavoro. Coach, ci avete provato oggi, obiettivamente Treviso è stata troppo forte? Sì, sinceramente eravamo anche preparati a questo livello di gioco, preparati purtroppo, forse troppo rassegnati anche a subire, ma in effetti Treviso ha battuto talmente bene che non ci ha fatto giocare. C'è qualche rimpianto per la gara di oggi o comunque non c'è spazio per questo? No, cioè rimpianto forse che si poteva fare qualcosina di più, ma sinceramente il nostro obiettivo era arrivare qui alla finale, adesso quindi alla fase nazionale, e quindi onestamente siamo felici lo stesso, ecco, purtroppo, nonostante la sconfitta pesante. La vostra infatti è stata finora una stagione da incorniciare, adesso questa avventura alle finali nazionali come vi presentate? Beh, ovviamente non con gli stessi obiettivi di Treviso, però senz'altro ben figurare, perché vogliamo far vedere che il Veneto merita anche la seconda squadra alle finali nazionali, quindi ci daremo il massimo senz'altro. Complimenti, oggi partita senza storia, già dal primo set l'avete indirizzata nella maniera migliore. Sì, è stata una partita molto emozionante, ci siamo impegnati tutti quanti e quindi l'impegno ha premiato. Vi aspettavate di avere vita così facile, tra virgolette, oppure è stata un po' una sorpresa? Sì, all'80% ci aspettavamo di vincere, però ci aspettavamo la Piave come in finale, però ci ha sconvolto e quindi abbiamo trovato lo schio. Comunque è stata una bella partita, una bella partita, e quindi... Ho già chiesto al vostro coach con che ambizioni vi avvicinate a queste finali nazionali, tu cosa mi dici? Io dico che ci siamo molto impegnati per arrivare a questo obiettivo e adesso noi guarderemo più in futuro, quindi ai finali nazionali. Vi ringrazio, allora complimenti a tutti. Grazie, anche a voi, ciao. Raccontaci un po' questa partita, oggi non siete riusciti a opporvi allo strapotere di Treviso. No, però ci avevamo provato, i ragazzi della mia squadra si erano già accontentati di essere arrivati in finale, però potevamo tutti fare di più, però vabbè, ci abbiamo messa tutta e non ce l'abbiamo fatta. Due parole comunque su quella che è stata la vostra stagione, che è andata forse oltre le più rosee aspettative. Beh sì, è andata bene, sempre primi campioni provinciali, poi siamo sempre arrivati ogni anno alle semifinali regionali, però gli altri anni non ce l'abbiamo mai fatta arrivare in finale. Quest'anno è stato bello perché ci siamo potuti arrivare e così andare a Catania per le nazionali. Adesso appunto vi aspetta questa grande avventura, siete emozionati? Sì, siamo emozionati, anche rilassati perché non abbiamo niente da perdere, però ce la metteremo tutta per non arrivare ultimi almeno. Grazie, allora in bocca al lupo. Crepi, grazie. Il Palazzetto dello Sport di Castelfranco Veneto ospita oggi queste finali con l'organizzazione tra gli altri del Pallavolo Giorgione. Allora, un appuntamento importante è questo. Allora, dall'anno scorso che finalmente il Palazzetto dello Sport è diventato agibile, è stato fatto delle pratiche per diventare agibile, cominciamo anche noi a portare queste finali
regionali e provinciali, è una cosa che ci piace. Abbiamo appena assistito a una finale maschile abbastanza a senso unico con i padroni di casa di Treviso che hanno avuto la meglio. Poco da dire su questa partita forse? Beh, sicuramente era a senso unico, il Treviso ha un'armata. E adesso ci aspetta invece una finale femminile sulla carta più equilibrata, due grandi squadre. Comunque è da vedere, non lo so ancora perché non le ho ancora viste, penso di sì, comunque sia abbastanza equilibrata. Quella tra Sandonà e Bassano è una rivincita della scorsa stagione, quando le due squadre si erano affrontate nella finale Under 16, che aveva visto uscire vincitrici le vicentine. Da lì Bassano avrebbe intrapreso un cammino trionfale che l'avrebbe portata, poche settimane dopo, addirittura sul tetto d'Italia. Ma se la brunopremi.com va a caccia del bis, Sandonà vuole fortemente la rivincita. La formazione veneziana, alla sesta finale regionale consecutiva, cerca la sua terza affermazione. Ecco perché il pronostico della vigilia è in grande equilibrio e per la gioia del pubblico corso a Castelfranco le attese saranno ripagate. Sin dalle primissime battute l'equilibrio regna sovrano, con scambi lunghi e spettacolari. Ogni qualvolta una delle due squadre prova a prendere qualche punto di margine, la risposta dall'altra parte arriva puntuale, come sull'8-11 per Bassano, immediatamente impattato dalle biancoblù. Si prosegue così fino al 15-15, poi la stessa formazione veneziana trova il primo vero allungo. La reazione avversaria c'è, ma lo scarto è troppo importante ed è Carraro a mettere giù il punto del 25-22. La brunopremi.com sembra accusare il colpo e in avvio di secondo set Sandonà prende subito il largo. Sotto 8-1 Bassano finalmente si ritrova e colpo su colpo inizia la rimonta. Le ragazze di coach Arsenov arrivano a impattare a quota 13, ma qui Sandonà interrompe il blackout e riprende a giocare come sa. Più volte la capitana De Bortoli guida il service med sul +3, ma le avversarie non si arrendono. Si va a finire in volata e Sandonà spreca due occasioni per andare sul 2-0. Non sbaglia invece Bassano, che con la parallela di Sgarbossa trova il 27-25 che riporta la sfida in parità. Il copione non cambia, la gara rimane indecifrabile. Bassano ha l'inerzia dalla sua, ma Sandonà non ci sta ad alzare bandiera bianca e si prosegue con vantaggi minimi. Comunello e compagne costruiscono con pazienza il 20-17, ma dall'altra parte ancora De Bortoli riporta le sue a -1. Nel finale è la stessa Comunello a trasformare il secondo set point, per il 25-22 che vale il vantaggio alle vicentine. In avvio di quarto set Calamai si fa sentire a muro e stavolta sembra che Bassano possa allungare le mani sulla partita. Non è così. Trascinata sempre dalla capitana De Bortoli, alla fine autrice di ben 33 punti, Sandonà rimette in piedi il set.
Sul 19 pari alcune giocate delle veneziane valgono un +3 che, così a ridosso di quota 25, pesa tantissimo. E infatti, nonostante il sussulto della brunopremi.com, a mettere l'ultimo pallone a terra è De Bortoli. 25-22, si va al tie break. Nonostante il dispendio di energie, lo spettacolo non cala di livello, anzi. Sotto di 1 al cambio di campo, Bassano piazza il sorpasso e con Comunello si porta sul 9-12, a 3 punti dalla vittoria. Ma ancora una volta le ragazze di coach D'Avanzo risorgono. Sul 14 pari Cibin trova il muro che significa match point e subito dopo si ripete. La maratona è finita, Sandonà vendica la sconfitta dell'anno precedente e sale sul trono del Veneto. Coach, complimenti, un grande successo al termine di una partita emozionante, incredibile. Sicuramente sofferta, sicuramente combattuta e bella così però. E come pensavamo del resto, che sarebbe stata una partita lunghissima, io mi aspettavo un tie break e è stato. 2 set ball sprecati nel secondo set, poi la partita sembrava essersi messa male, invece siete riuscite a riprenderla e poi a conquistarla. Davvero una forza di volontà incredibile che forse ha fatto la differenza. Forse è la caratteristica proprio di questo gruppo, è un gruppo nato, cresciuto da noi, nel nostro vivaio e di questo siamo tanto orgogliosi. Sono molto giovani e quindi purtroppo soffriamo anche queste situazioni. Sicuramente hanno guadagnato molto perché hanno saputo reagire, perché loro sanno reagire, sono una squadra che reagisce sempre. Tra l'altro rivincita della finale dell'anno scorso di questa categoria persa proprio contro Bassano e bis dopo la vittoria regionale dell'Under 14 conquistata dalla vostra società una settimana fa. Il futuro possiamo dire che è roseo per il volley Sandonà? Il futuro è sempre da costruire, noi dobbiamo lavorare di anno in anno col materiale che abbiamo e devo dire che forse abbiamo poche risorse ma quelle poche le ottimizziamo al meglio. Un'ultima domanda adesso, che finali nazionali vi aspettano? Per noi andiamo lì con l'idea di dare il massimo perché portiamo alto il nome del Veneto e quindi vogliamo assolutamente fare il meglio, poi lì si sa, ci scontreremo con selezioni nazionali e quindi va bene, giocheremo al meglio e faremo quello che possiamo. Oggi è arrivata una sconfitta per voi, però è stata una partita incredibile, giocata alla grande da entrambe le formazioni, forse nessuno meritava di perdere. Sì, veramente le ragazze hanno giocato bene, è stata una partita combattuta dall'inizio alla fine, ci sono stati alti e bassi, però diciamo è una cosa normale per l'età che hanno e le esperienze che hanno dietro, quindi è tutto nella normalità. C'è qualche rimpianto per quei punti della partita in cui sembrava poteste quasi portarla a casa, invece poi è andata diversamente? Beh, rimpianti, cioè, è un po' forte dire, bisogna essere realisti e da questa sconfitta capire cos'è che non andava bene per poter riprendere e recuperare nella prossima. Adesso infatti per voi ci sono le finali nazionali, vi presentate da squadra campione in carica, quali le ambizioni per questo appuntamento? Sì, è vero, metà delle ragazze l'anno scorso partecipavano e hanno vinto lo scudetto, quindi adesso c'è da difendere questo scudetto, la speranza è di portarlo un'altra volta. Tutto l'anno abbiamo lavorato per questo, quindi adesso con questa sconfitta non è che ci abbattiamo e abbassiamo la guardia, andiamo avanti convinti fino alla fine. Complimenti, oggi partita davvero stupenda, uno spettacolo degno di una finale. Sì, è stata una partita bellissima e mi sono divertita un sacco, è stata una delle partite più belle che abbiamo fatto durante l'anno e in ultimo set si è vista la squadra che siamo e che continueremo a essere. Nessuna delle due squadre voleva mollare, cos'è che alla fine secondo te ha fatto la differenza? Non avere paura, attaccare tutti i palloni e volere al massimo questa vittoria. Cioè, io personalmente la volevo per un riscatto personale dell'anno scorso, è stata per me, è arrivato quello che volevo insomma.
Adesso per voi l'avventura alle finali nazionali, con che ambizioni vi presentate a questo appuntamento? Naturalmente vorremmo arrivare tra le prime dell'Italia e sarà difficile perché le squadre sono forti, però noi non ci tiriamo indietro e continueremo a lottare fino alla fine. Oggi ha vinto San Donà, però forse Bassano non ha perso, è stata una partita incredibile, giocata alla grande da entrambe le squadre. Abbiamo avuto abbastanza grinta, forse non al massimo. Potevamo dare molto meglio, però quando nei momenti difficili ci davamo una mano una con l'altra e ci siamo anche riusciti abbastanza. Quanti rimpianti ci sono invece per quel quarto parziale in cui sembrava quasi poteste portarla a casa? Abbastanza, perché eravamo sopra di 3 punti, 4 e ci siamo persi proprio in quel set. Adesso comunque per voi c'è l'avventura alle finali nazionali e lì sognate una rivincita, immagino. Cerchiamo di difendere lo scudetto che abbiamo vinto l'anno scorso e daremo il massimo con la voglia di vincere. Va in archivio anche questa giornata di finali regionali giovanili. Oggi abbiamo assistito soprattutto nella finale femminile a una pallavolo di altissimo livello. Sì, oggi abbiamo avuto una partita soprattutto nel femminile veramente avvincente, due formazioni che sono le due realtà più spiccate della nostra regione e che si contenderanno altri titoli indubbiamente, però abbiamo visto oggi una grande pallavolo femminile. Sono 4 squadre che nel corso della stagione hanno dimostrato di poter portare alto il nome del Veneto alle prossime finali nazionali. Penso di sì, sono 4 formazioni molto ben allestite e d'altra parte questa è anche una categoria che è il fiore, che è il cuore di tutta l'attività giovanile della nostra disciplina e quindi speriamo che facciano bene anche a livello nazionale perché di conseguenza poi ne traiamo vantaggi un po' tutti. Anche oggi qui a Castelfranco come di consueto una bella cornice di pubblico. Sì, noi vediamo volta per volta in tutte le finali che facciamo sempre un grande pubblico e una grande organizzazione delle società che ci ospitano e anche oggi a Castelfranco abbiamo avuto riprova di questo.